Insieme al mio gruppo di lavoro mi occupo da molti anni di dislipidemie, che sono delle problematiche legate al colesterolo e ai trigliceridi. Quindi mi occupo di rischio cardiovascolare. Una cosa importante da tenere in considerazione è che le malattie cardiovascolari ancora oggi rappresentano la principale causa non solo di malattia, ma anche di morte, sia negli uomini che nelle donne. A che cosa sono dovuti? C'entrano i fattori di rischio cardiovascolare, che sono ad esempio il diabete, l'elevato zucchero nel sangue, la pressione arteriosa, l'elevata pressione arteriosa e il colesterolo. Il colesterolo causa la malattia cardiovascolare e quindi dobbiamo tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Uno stile di vita adeguato sicuramente è la base per mantenere adeguati livelli di colesterolo. Purtroppo in una percentuale importante di persone questo non basta e quindi si deve ricorrere al consiglio del medico e un approccio che richiede dei farmaci. Le due domande che interessano fondamentalmente sono: abbiamo farmaci efficaci nel ridurre i livelli di colesterolo? Sì, abbiamo dei farmaci efficacissimi. Sono questi farmaci sicuri? Sì, la risposta è altrettanto importante, sono sicuri, quindi efficaci e sicuri. Quindi non abbiamo scuse per non controllare i nostri livelli di colesterolo. Di questo e di altro, del rischio cardiovascolare, una valutazione della pressione sanguigna, la glicemia, ma anche i livelli di colesterolo, si parlerà durante la settimana della Clinica Medica Prima. La prima edizione sarà tra il 14 e il 19 ottobre, prossimi venturi, presso il chiostro Giustinianeo dell'azienda Ospedale Università di Padova. Si parlerà anche di trombosi, di osteoporosi, ma in particolare le malattie cardiovascolari e il rischio ad esse correlato dovuto al colesterolo sarà trattato mercoledì 16 ottobre. Vi aspettiamo per consigli, valutazioni e suggerimenti.